Giusto per dire e aggiungere qualcosa in merito all'articolo 2 e ovviamente ai 33 milioni di crediti inesigibili del consorzio Usacorno. Perché prima appunto ci eravamo anche uniti alla richiesta circa i passaggi eventuali, se siano da riconoscere come inesigibili con una legge regionale o con una delibera di giunta regionale. Ma come abbiamo detto anche in commissione, credo che sia anche questa l'occasione per ricordare, perché ci sono aziende della nostra regione, ci sono famiglie della nostra regione, ci sono imprenditori che oggi vedono di fatto sfumare 33 milioni dai bilanci della regione. Io ovviamente ringrazio anche la direzione centrale per la relazione che ci è stata fornita, che ha ricordato cose, e devo dire la verità, di cui al 90% ero già a conoscenza. Mi vorrei soffermare, Presidente, solo su alcuni aspetti e precisamente su quanto ricordato e su quanto avvenuto nel 2015, quando è stata chiesta l'azione di responsabilità del Consiglio di amministrazione del Consorzio Usacorno. Azione di responsabilità che è stata proposta dal commissario Rossini ed è stata negata dall'Assemblea dei Soci. In quell'occasione, e viene riportato così anche dall'amministrazione stessa, l'Assemblea aveva assunto diversi e dissonanti pareri legali relativi al merito. Dissonanti vuol dire che qualcuno riteneva che fosse possibile arrivare all'azione di responsabilità, qualche avvocato evidentemente, se è un parere legale, e qualcuno magari no. Nonostante questi pareri, l'Assemblea, come detto, ha negato l'azione di responsabilità, poi ha rimandato, come piacerebbe dire all'assessore Scocimaro, la palla in tribuna all'avvocatura, anzi peggio, alla Corte dei Conti, che secondo appunto l'Assemblea dei Soci sarebbe stata, diciamo, il giudice contabile che avrebbe dovuto valutare se gli amministratori del consorzio hanno o avessero o meno agito correttamente. La Corte dei Conti nel marzo del 2018 ha archiviato tutto dicendo che non c'erano elementi sufficienti per sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità. Quindi elementi sufficienti, forse elementi già c'erano, però non erano a loro giudizio sufficienti per contestare il tutto. Settembre 2018 c'è stata la pronuncia del Tribunale Penale di Udine che aveva ovviamente aperto il processo verso le stesse persone. E come giustamente ricordato anche in Commissione, quella pronuncia è stata una pronuncia di prescrizione del reato, non di assoluzione per nessuno. Io ricordo che siamo arrivati a quelle cifre sicuramente esorbitanti per un consorzio che aveva 1 milione di euro di entrate forse l'anno, perché ci sono state delle compravendite che, come ho ricordato in Commissione, sono state anche pari a 105 euro a metro quadro. Anche qua lei, Presidente, potrà avere una cognizione di quanto può costare un'area industriale in Friuli Venezia Giulia. Ma la compravendita, diciamo più grossa di tutto il comparto, a me ha sempre incuriosito un aspetto, perché si è perfezionata nel giugno del 2010, quando, oltre ai pareri dei revisori dei conti che ovviamente mettevano
ponevano l'attenzione di chi stava prendendo determinate decisioni su quello che poteva succedere, c'era una perizia di un tecnico che era stato chiamato al consorzio a fare alcune valutazioni su terreni della zona, dove diceva: guardate, siamo nel 2010, da un paio d'anni siamo leggermente in crisi, e tant'è che lui ha scritto nero su bianco che, per via anche di questa crisi, le aree industriali hanno subito una forte contrazione di domanda di aree in terreni edificabili in contesti vocati appetibili. Come per dire, quei terreni non ve li comprerà nessuno. Nonostante questa perizia, un mese dopo si è arrivati alla compravendita dei terreni Cogolo. Dico, e chiudo, Presidente, visto che siamo già col termometro rosso, i terreni dell'area ex Cogolo e Ferrul erano stati messi e posti a base delle trattative commerciali per 37 milioni di euro, a distanza di 9 anni li abbiamo venduti per 7. Sono stati venduti per 7 milioni. Il commissario. I terreni dell'ex area Dekov erano anche qui previsti alla base delle trattative commerciali per 12 milioni di euro. Sono stati venduti, e quindi abbiamo recuperato, 1.100.000 euro. Allora, io credo che parlare di Aussa Corno va benissimo, giustamente tutte le ricognizioni di quello che è avvenuto in quest'Aula. Io ricordo che nella scorsa legislatura questo tema ha riguardato la prima mozione, la mozione numero 1 depositata in questo Consiglio regionale, dove appunto alcuni consiglieri chiedevano di continuare con l'erogazione di contributi all'Aussa Corno, e questa richiesta, diciamo, è stata in qualche modo respinta dall'Aula, e poi si è arrivati a ben altri impegni. Altrimenti, veramente, come si diceva prima, probabilmente invece di parlare di 90 milioni di debiti, staremmo qui a parlare di ben altro. Grazie a lei. Sergo.